Buongiorno a tutti, amici di QDP News. Oggi partiremo con una serie di pillole che spiegheranno uno dei temi maggiormente dibattuti negli ultimi mesi, ovvero la riforma del codice della strada. Questa riforma ovviamente ha tanti aspetti che dal punto di vista mediatico hanno incuriosito e anche intimorito molte persone, ma adesso andremo a vedere con le pillole di seguito, nelle prossime puntate, quelle che sono le effettive modifiche, senza cercare di essere troppo tecnici, e mi scuso magari per eventuali riduzioni di semplificazioni che magari sono necessarie in pochi minuti. Partirei subito con uno degli elementi maggiormente interessanti e dibattuti, che è la sanzione, il tema della guida in stato di ebbrezza. La guida in stato di ebbrezza ovviamente è il tema che ha tanto creato strepito mediatico, ma in realtà, a ben vedere, a esaminare la norma, che è l'articolo 186 del codice della strada, in realtà l'apparato sanzionatorio rimane sostanzialmente identico. Perché? Come ho detto, l'articolo 186, che peraltro è molto lungo, prevede delle fasce gradate di sanzioni. Abbiamo una lettera A, una lettera B e una lettera C. Una lettera A che va da 0,5 a 0,8, che prevede una sanzione, ovviamente 0,5 e 0,8 si intende grammi litro di alcol nel sangue. Questo significa che con la lettera A abbiamo solo una sanzione amministrativa, quindi sospensione della patente, che va da 3 a 6 mesi, ma non c'è un procedimento penale. Poi abbiamo una lettera B che prevede la sospensione della patente da 6 mesi a 1 anno e va da 0,8 a 1,5, poi oltre l'1,5 grammi litro di alcol nel sangue abbiamo una sanzione che prevede fino a 2 anni di sospensione della patente. Ovviamente questo rimane inalterato, ma dov'è la rilevanza della riforma legislativa appena intervenuta? Sostanzialmente, se abbiamo una lettera, abbiamo già avuto una condanna in precedenza all'entrata in vigore di questa legge, quindi i cosiddetti recidivi, e riportano una nuova condanna per la lettera B e la lettera C, che abbiamo appena enucleato, in questo caso abbiamo l'apposizione per almeno 2 anni dei cosiddetti codici unionali, numero 68 e 69, codici unionali perché sono ovviamente rilasciati dall'Unione Europea. E che cosa prevedono questi numeri 68 e 69? 68 prevede alcol zero, quindi significa che queste persone non possono assolutamente assumere alcolici e poi mettersi alla guida, perché se vengono poi fermati dalle forze dell'ordine e trovano alcol, anche uno 0,2, uno 0,3, no? Quindi ordinariamente permesso per tutti gli altri utenti della strada, conducenti che non sono già stati sanzionati, loro invece vengono sanzionati. È un po' come se fossero dei neopatentati o dei conducenti professionali di persone o cose che ovviamente, come sapete, hanno alcol zero, insomma non possono assumere alcolici prima di mettersi alla guida. Bene, alcol zero, abbiamo detto il codice 68, e poi il 69 prevede il famoso alcol lock, che è un dispositivo sostanzialmente nel quale poi la persona dovrebbe soffiare e verificare la presenza di alcol nel proprio organismo. Ovviamente l'alcol lock, se registra la presenza di alcol, non fa avviare l'auto. Questo però è su base volontaria, perché se si mette alla guida o si manomette l'alcol lock, perché ci sono tutta una serie di magari iniziative un po' furbesche, che però furbe non sono, si rischia poi una sanzione pesantissima sia dal punto di vista economico, sì, perché si arriva a sanzioni fino a oltre 1.200 euro, ma poi anche con la sospensione della patente. Perché se guidate e avete alcol zero, quindi codice 68, rischiate la sospensione della patente fino a 6 mesi. Se invece avete magari manomesso
l'alcol lock oppure non l'avete attivato e vi fermano le forze dell'ordine, allora a quel punto rischiate una sospensione della patente che, perdonate, non vorrei dirvi una cosa, fino a un anno, da 2 mesi a un anno, quindi la sanzione è molto molto pesante. Però, come dicevo all'inizio, queste sono sanzioni che vanno ad incidere esclusivamente per persone che hanno già comportamenti che sono stati sanzionati, quindi non per gli utenti in generale, quelli che già sono stati sanzionati. Un'ultima cosa mi permetto di sottolineare in questo caso qui è il concetto di incidente stradale. Incidente stradale perché spesso e volentieri lo si intende come impatto con un altro veicolo o più veicoli. In realtà, per il codice della strada, la nozione di incidente stradale significa anche la fuoriuscita autonoma dalla carreggiata, tipo il colpo di sonno. Si esce e siccome il colpo di sonno a volte è associato all'assunzione di sostanze alcoliche, se poi viene fatto un alcol test, a quel punto cosa succede? Se fate un incidente avete le sanzioni raddoppiate, quindi attenzione, se poi avete fatto un incidente anche da soli e risultate con un grammo litro 1,5, quindi oltre oltre la lettera C, a quel punto la patente è revocata. Cosa significa revocata? Significa che la patente voi non potete più guidare per 3 anni e al termine dei 3 anni, salvo diversa prescrizione della commissione medica, dovete sottoporvi di nuovo a tutti i test teorici e pratici per il conseguimento della patente di guida, che magari chi ce l'ha già da 20-30 anni non è esattamente una passeggiata.